Pronti a ricominciare ma con riserva in attesa del 26 aprile con le riaperture di bar e ristoranti, ma solo per chi ha il plateatico, con la possibilità di visitare i parenti anche fuori regione. Nelle prossime ore ci saranno novità da Roma e il Veneto inizia a riprendere fiato, anche se ancora c'è tanto da fare. Soprattutto il quadro non è ancora chiaro per baristi, esercenti, gestori di ristoranti soprattutto. Abbiamo già cominciato a ricevere anche qualche prenotazione, però non sappiamo ancora cosa dire ai clienti perché è ancora tutto campato in aria, non si sa ancora se è tutto fuori, se è dentro le distanze, speriamo lo facciano il più in fretta possibile. Non ci deve mancare assolutamente la possibilità di lavorare, perché dopo 14 mesi di tira e molla ormai siamo tutti quanti esausti. Chiediamo di poter lavorare sia nella parte esterna e sia nella parte interna per chi non possiede una parte esterna. Nel periodo della prima fascia del Covid, quando abbiamo aperto, la gente poteva stare sia all'esterno che all'interno. Quindi non vedo quale sarebbe il problema. È importante ripartire piano piano, ma non ci devono far chiudere un'altra volta. Non si può partire alla grande e poi chiudere fra un mese. Cioè, non serve a niente. Bisogna fare un passo alla volta. C'è molta preoccupazione per le sorti dell'economia del nostro paese, ma anche la voglia di rimboccarsi le maniche e rivedere la luce in fondo a un tunnel che pareva infinito. Veramente l'economia stiamo morendo e poi noi siamo sempre in strada. Abbiamo veramente dei grossi problemi, io spero un po' per tutti. Sono ottimista, non sono pessimista, però voglio proprio appunto che l'Italia appunto ritorni a partire, insomma, ecco, su questo sì. Sì, assolutamente, se vogliamo far ripartire un po' l'economia dobbiamo dare più spazio a tutti questi gestori e hanno bisogno di lavorare. Si riparte, si ricomincia. Sì, ok, sono molto contenta che ripartiamo. E chiudiamo con l'entusiasmo di questa signora. Ci voleva? Sì, altro che, Madonna, era ora. Un po' più di libertà. Sì, tanta, meglio. Il fatto di tornare anche al ristorante. Tutto, andrà tutto bene.